Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. In questo video vi parlerò di una metodica ormai consolidata nel trattamento ablativo della fibrillazione atriale, che è la crioablazione. Trovate altri video informativi come questo sulle mie pagine social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. La crioablazione è una metodica che utilizza un'energia termica, ossia il freddo, il congelamento di alcune parti del cuore, per causare delle lesioni a quei circuiti responsabili della fibrillazione atriale. La crioablazione è una delle due energie termiche che possono essere utilizzate per l'ablazione della fibrillazione atriale. L'altra è l'ablazione con la radiofrequenza, di cui ho parlato in un altro video, e poi esiste anche un'energia non termica, che è quella dei campi elettrici pulsati utilizzati dall'elettroporazione. Anche di questa energia ho parlato in un altro video dedicato. Ma ora concentriamoci sulla crioablazione. Come detto, questa metodica utilizza le basse temperature. Vengono letteralmente congelate alcune parti del cuore, in particolare le vene polmonari, dove sono presenti dei circuiti che sono quelli responsabili della fibrillazione atriale. Per poter applicare questa energia ci si avvale dell'utilizzo di un pallone che si chiama appunto criopallone. Questo pallone viene posizionato a livello delle vene polmonari, l'intervento viene eseguito prendendo delle vene a livello degli inguini, si sale poi fino alla parte destra del cuore, si passa alla parte sinistra, in particolare nell'atrio sinistro, dove sono presenti le vene polmonari. Una volta giunti nell'atrio sinistro, si gonfia questo pallone, il criopallone, a livello delle 4 vene polmonari e si applica lì il congelamento per alcuni minuti, dai 3 ai 4 minuti, con temperature che devono andare sotto i meno 40 gradi, di solito tra meno 40 e meno 60 gradi, grazie all'utilizzo dell'azoto liquido che resta soltanto all'interno del pallone, ovviamente, per poi essere sgonfiato alla fine delle applicazioni. Il tutto è gestibile tranquillamente con una blanda sedazione e con alcuni antidolorifici fatti durante la procedura. La procedura ha il vantaggio di essere molto veloce. Nel giro di un'oretta, da quando si prendono gli accessi venosi femorali, alla fine della procedura, in media, il tempo è di un'oretta. È una procedura mini-invasiva in quanto non vengono eseguiti tagli chirurgici né a livello dell'inguine né a livello del toracine, ma si esegue il tutto per via endovascolare tramite gli accessi venosi. La procedura di ablazione della fibrillazione atriale e della crioablazione sono indicate nei casi in cui la terapia per la fibrillazione atriale non riesce ad avere i risultati sperati a livello sintomatologico, oppure in alcuni casi dove i farmaci hanno dato degli effetti collaterali oppure non possono essere assunti per particolari condizioni. Il rapporto tra i rischi dell'eseguire la procedura e i benefici che ne può dare deve essere valutato attentamente da uno specialista esperto, caso per caso. In generale, essendo una procedura con un basso rischio di complicanze e che può dare dei benefici importanti, è qualcosa che viene spesso valutato. Questa strategia ablativa per la fibrillazione atriale viene eseguita di routine già da diversi anni ed è una delle principali ablazioni che vengono eseguite attualmente ogni giorno nei laboratori di elettrofisiologia. Ovviamente sarà lo specialista esperto a valutare se questa strategia ablativa sarà quella più idonea nel vostro caso. Ricapitolando, la crioablazione della fibrillazione atriale è una metodica che utilizza il congelamento, il freddo, per causare delle lesioni nelle cellule responsabili della fibrillazione atriale.
È una metodica ormai consolidata e utilizzata da tempo. È particolarmente indicata nei casi molto sintomatici e nei casi in cui vengono utilizzati dei farmaci senza successo, oppure i farmaci hanno dato problemi, oppure non possono essere assunti per particolari condizioni. La durata della procedura è in media di un'oretta. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere mi piace e condividerlo. Trovate altri video informativi come questo, inclusi video delle altre energie utilizzate per l'ablazione della fibrillazione atriale, sui miei canali social, Facebook, Instagram e YouTube, Dr. Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Grazie e buona salute a tutti.